Abbiamo un altro ospite mentre stanno arrivando, stiamo parlando, benvenuto, io sono Enzo, te sei Luca Gaetani, l'ha introdotto prima Nicola Novaglio, ci ha spiegato che Luca Gaetani guida una Renault Clio RS, che è una vettura performante anche se in Racing Star. Sì, molto performante, il motore diciamo è un gruppo N. Ha il vantaggio del cambio sequenziale e forse qualche chilo in meno insomma, di una vettura N2000. Non è la macchina che ho iniziato il campionato, avevo iniziato il campionato con le 2 gare in Sicilia con la Citroen C2 1600 e a Vergogna ho avuto problemi al motore e perciò sono andato sulla Clio che avevamo già a casa e con buoni risultati diciamo. Oggi ho fatto un 12,17 che secondo me per la prima volta qui in Trento Bondone è un buon tempo insomma. Guarda, c'è una notizia, le classifiche ci segnalano un gran tempo di Armin Hafner che con la Mitsubishi Lancer Evo di classe N3000 ha realizzato 11,17 e 98. È un tempo di tutto rispetto, chiaramente con una vettura di tutt'altra prestazioni come la Mitsubishi nei confronti del vostro Racing Star, però ti sei avvicinato abbastanza. Sì, io mi sono avvicinato abbastanza, tenete conto che insomma, è una gara lunghissima insomma, e gli ultimi 20 tornanti sono veramente impegnativi. Insomma. La macchina ne soffre, temperature, gomme. Per me è stata la prima volta a fare una gara così lunga, è emozionante diciamo. Diciamo che ieri le 2 prove fatte al sabato, insomma, la seconda era molto impegnativa, una prova per giorno va benissimo insomma. Tu corri per la scuderia Vesuvio ma sei Di Padova. Quindi corri in casa qui? Sì, corro in casa, diciamo che per questa gara ho scelto la scuderia Vesuvio, comunque la mia scuderia vera e propria è Gaetani Racing, che è il mio cognome insomma, e devo ringraziare soprattutto gli sponsor che mi permettono di partecipare al campionato italiano insomma. In questa gara hai tenuto dietro Massimo Fiabane, secondo a 21 secondi e 35 e poi Barbara Giongo che con la Mini Cooper S della V Motorsport al terzo tempo. In campionato come sta andando? Il campionato era iniziato bene, ho dovuto fare un cambio di categoria, perciò dalle 1 sono passato in Racing Star Plus, sarà un po' dura recuperare i punti, io ci provo. Adesso già dalla prossima gara, adesso Rieti, vediamo se riusciamo a comportarsi come oggi insomma. Con chi ti scontri? Qual è il tuo avversario di riferimento? Chiavaroli e soprattutto Chiavaroli insomma. Con la N2000 corre con l'Honda Civic N2000 in Racing Star Plus perché il regolamento glielo permette insomma. Certo, il regolamento permette questo e giustamente è previsto proprio anche per poter dar modo, è vero, è una categoria entry level, però diamogli anche un po' di competitività e infatti l'esperto e veloce, sempre presente Roberto Chiavaroli, il pescarese, ogni tanto dà anche le sue brave zampate. Sì, a Fasano eravamo vicini, diciamo 1,5 secondi in gara 1. Poi in gara 2 io ho sbagliato e perciò ha vinto lui. Adesso speriamo di incontrarci prima possibile, avrei voglia di stargli davanti ovviamente. Bene, grazie al servizio di cronometraggio di Francesco Dariz sono arrivati gli altri tempi e qualche minuto che vediamo che il Trentino di Sorrento Oplay Migliuolo al secondo tempo di gruppo N con la Mitsubishi Lancer Evo 9 è arrivato vicinissimo ad Armin Hafner, solo 39 centesimi, è una gran prestazione. È una gran prestazione sì, ma a Migliolo volevo fargli i complimenti perché in 5 gare ha fatto 5 record. Vuol dire che quest'anno la macchina è competitiva e lui guida bene, perciò 5 record in 5 gare. Oggi non so se però c'è Armin Hafner che ha fatto 11 e... Ha fatto un minuto esattamente, è stato più veloce di te di un minuto. Beh, sono contento. 1,17. Allora sono contento, insomma, 18 km, bisogna fare la divisione. Per renderci conto, dare idea, dare misura della prestazione di Luca Gaetani, Nicola Novaglio, loro in questo momento sono quinti assoluti, dovranno venire su tanti altri piloti, ma in questo momento sono quinti assoluti inseriti in mezzo al gruppo N e la prima A1600 e Nicola Novaglio è settimo assoluto. Ciò significa che state andando molto molto veloci. Sì. Veramente i tempi tornano, non pensavo, però su una gara così pensavo che il distacco fosse maggiore dagli N3000, però volevo fare anche i complimenti a Novaglio, insomma non c'è niente da dire. Ieri ha fatto 15, penso che sia il record della Racing Star
con la Mini Cooper. Oggi non so che tempo ha fatto, 12:17 giusto? Beh, gli è andato vicino insomma. A Fasano c'erano 44 vetture iscritte in Racing Start, qui a Trento ce ne sono molte, 14, ma sono 14 e non 44. La gara di Trento-Mondone molti piloti tanti la usano come scarto perché è una gara impegnativa, a livello di macchina ne risente molto e per l'intero campionato diciamo, è la gara più dura, però è la gara anche più bella, è un peccato scartarla, però sicuramente i piloti che sono rimasti a casa l'hanno usata come scarto questa gara. Scarto significa sottrarre, cioè non partecipare a una gara oppure eliminare, non conteggiare il punteggio acquisito in una prestazione non così eccelsa. Questo viene fatto per cercare di equiparare un po' tutti quanti su un calendario molto lungo. Eh sì, molto lungo, sono 12 prove mi sembra e poi sono anche impegnative perché ci sono gare abbastanza ravvicinate e poi nessuno di noi, diciamo, tra virgolette, è professionista, perciò con impegni di lavoro ci cerca di fare le gare, non tutte 12 ovviamente, ma 8-9, se si vuole puntare al campionato bisogna puntare a 8-9 gare sicura, minimo. Allora non potrei esimerti dal dire che la Trento-Mondone è quella che ti piace di più, siamo qua, altrimenti Fiorenzo Dalmeri potrebbe anche dirci qualcosa. Qual è l'altra gara dell'italiano dove veramente ti esprimi al meglio? La Coppa Nissena-Caltanissetta è la gara che mi piace di più. La gara più veloce, l'altra vettura, la Citroën C2, è più adatta a quella pista. Caltanissetta sicuramente, la Trento-Mondone è il primo anno che vengo, perciò devo dire anche Trento-Mondone, se no mi picchiano qua. No, Dalmeri non lo farà mai, ma nemmeno Kniz e tutti gli altri della scuderia trentina che quest'anno si ritornano nel campionato europeo, perché l'anno scorso per una scelta della federazione internazionale dopo una valutazione di un ispettore era stata messa, diciamo, in panchina per un anno. I componenti, i tecnici, gli sportivi della scuderia trentina si sono rimboccati le maniche, hanno lavorato a fondo, hanno eliminato sicuramente tutte queste segnalazioni, lavorando sulle segnalazioni che la FIA aveva fatto lo scorso anno, e sono rientrati nel campionato europeo mantenendo alto il livello, altissimo il livello per il campionato italiano. Come vedi questa organizzazione qui della scuderia trentina sulla Trento-Mondone? Non è una gara facile da organizzare. No, adesso non so, su 18 km quante vetture, siamo circa, penso, una ventina di vetture in pista, insomma. Ci sono state qualche toccatina, qualche fermo. Ma non è un problema dell'organizzatore, è un problema di chi corre, perché le prove servono proprio a questo, cioè a sfogare proprio i sentimenti più bollenti, la voglia di cimentarsi sulla strada, e infatti durante le prove qualcosa ogni tanto può anche succedere. E questo diventa un problema per l'organizzatore, ovviamente, non è semplice gestire l'allineamento giù, sono cose che non si vedono, però c'è il paddock, l'allineamento, insomma c'è molta difficoltà. Diciamo che per ora è andato tutto bene, insomma, devo fare solo i complimenti. Bene, abbiamo modo adesso, avremo modo di incontrare un altro pilota. Dobbiamo ringraziarti, farti i complimenti per ha fatto una gran prestazione, ottima vittoria. Complimenti e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, speriamo, crepi. Ciao Luca.